Nazione veneziano, ragazzi, ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. Valencia, Trabzonspor. Dovevamo assolutamente vincere e passare agli ottavi perché l'Europa League è diventata diciamo 2-1 un'andata per noi in Turchia. Cioè, adesso chiaramente l'obiettivo numero uno è questo perché il campionato, la Liga mi sembra ancora presto. Ci sono Real Madrid, Barcellona e Atletico. È un bel tiro. Isco al volo, rigore. Grandissimo, che culo. Calcio di rigore per il Valencia. Aguero, ti prego, mettila. Yes! E il Kun Aguero punisce. Valencia 1, Trabzonspor 0. Vedi che a volte i falli di mano servono anche a tuo favore. Vai Isco, bellissima azione, non c'è il Trabzonspor. Isco! 2-0 Valencia. Punisce ancora. Isco si procura il rigore e segna il gol. Molto bene. Bella, vai Fegu. Il Fegu è solo. Che gol! Mamma mia, ha provato un gol impossibile ed è andata. Giampaolone Feguli, 3-0. Mamma mia, la difesa, la difesa turca dov'era? Mamma che errore, cosa ha fatto il Cume? Tiro subito, mi sentivo pronto. Boom! Grandi ragazzi, ho fatto un po' di cambi, comunque ho messo Odegaard, proprio lo stesso Feguli e Gomes al posto di Isco. Mamma mia che gol del Fegu, oh, finalmente una bella prestazione. Buono, buono. Ma dov'è il fallo? Ah, mio? Boh, ancora di meno, non capisco che cavolo sia possibile, però ok. Ecco, ci sono le mie cazzate solite che se non le faccio non siamo tranquilli. Dai, non voglio prendere gol, voglio finirla alla grande. Ma che errore della difesa turca, però, mamma mia. Belli sti passaggi, fanno tiki-taka, perdono 3-0, viva, viva, viva il calcio turco. Buono, vai Odegaard, sta crescendo il piccolo Ode, eh. Sta crescendo il piccolo Ode. Ecco appunto, appena detto. Vai Odegaard, la stellina Ode. E il barra. Ramirez. Bellissima. Fuori gioco, peccato, era una bella azione. Ma il Fego quando entra fa sempre il suo comunque. E lo metto anche come attaccante, che lui comunque è ala, cioè. Sono le licenze poetiche comendiane perché con il Kume tutti devono saper fare tutto, punto e basta. Vai Ode. Fallo. Niente. Bene. Questo è un po' falletto, però cosa fa il ecco, Odegaard è morto da solo, cioè tanto il secondo tempo è già stanco, vabbè. Cioè, ha la resistenza di un bradipo in calore. Porca puttana. Meno male che era cresciuto. Vai Fego. Fego, ste cagate. Va bene, adesso 3-0 ci sta anche, facciamo un po' di accademia. Finisce qua ragazzi, passiamo il turno, ottavi ragazzi, di finale, semifinale di Coppa di Spagna, questa finalmente la vediamo, 1-1 a Madrid. Abbiamo buone chance di andare in finale. Ho fatto un po' di cambi ragazzi perché avevo Martial. Non dico che mi sta deludendo, però non mi sta neanche esaltando, nel senso molto discontinuo. Pensavo un po' meglio sinceramente. E vabbè, andiamo. E speriamo di fare una buona partita. Vai. 1-1 con lo 0-0 passiamo noi. Vai. Il Fego. Stava il tiro impossibile come prima. Cazzo, calcio d'angolo. Adesso qua segno. Su un calcio d'angolo inaspettato gol. Allora il gol. Mamma mia. Oblak, c'è il porco di Oblak, ragazzi. Con il porco non si scherza, vabbè. Buono. E là il Madrid è una squadra coi controcoglioni, eh. Sergione. Madonna, che cosa... tutto sbagliato. L'Atletico del mio Antoine Griezmann e ragazzi secondo tempo seguiamo tutto il primo tempo veramente tirato, le squadre tese hanno paura di far cappelle perché proprio le vedi, c'è più la paura di prendere gol che la paura di fare gol, ma noi va bene che lo 0-0 no, grandissimo, che difensore.
Vai Iscus. Vai Fego. Fego ha fatto una cosa un po' strana, ma è andata anche di culo. Vai Gomez. È scopertissimo l'Atletico a caso, siamo riusciti a fare un'azione così. Catroia è Oblak, il classico porco. Non ne scampi da questo. Quando uno è porco è porco. Buono. Vai il Kun. Grande Kun per Isco. Ma che cazzo di tiro è? Siamo partiti bene però. Sembra in un buon momento. L'importante è essere in un buon momento adesso. È il momento che conta. Vai Kun. Pego. Madonna che azione. No, Isco Piere, ma che cazzo di roba è? Esce Cranevitter, entra Tiago. Il buon Cranevitter. Attenzione a Lucianone Vieto, attenzione a Lucianone, per cortesia no. No, Lucianone è il mio miglior momento, Lucianone. Mamma mia. Anche Lucianone ci prova. Vai, grande Gaia. Prova a buttarla su. Il Fego non ci arriva. Ma se partita fatalità contro l'Atletico, incredibile. Vai, Fego. Niente da fare. Un po' lento il Fego, un po' lento. No. Lucianone è il più pericoloso dell'Atletico Griezmann. Finora non si è visto, ecco l'ho detta, Fioi. Gol di Griezmann sicuro. Occhio ragazzi. È il porco di Juanfran, altro porco. Occhio. Roba nostra, ma non tirarla via così, un po' di paura del Valencia CF. Lucianone. Quando devi prendere il gol lo prendi, non c'è niente da fare, si è visto lontano 10 miglia. Che schifo però. Allora cambi. Mettiamo. E il negro. Ah, tutti morti ce li ho. Al posto di Isco. Vai. Eccola. Dai che usciamo dalla Coppa di Spagna. Bene. Che schifo però. Attacco totale per pochi minuti. Vai Raki. E il negro. Vai Negredo. Ma no. Dai Fiori, prego. Ma va, ha preso un gol che non me l'aspettavo per niente. Vai Bacca. Baccali. Per Martial, vai Martial, riscattati una ma no. La meritiamo noi, Rakitic. Di testa. Lo sapevo che era il porco Oblak, lo sapevo, me lo sentivo. Vai Ramirez. Sbaglia tutto Ramirez, la spazza via la schifo Atletico Madrid che sono sui coglioni sta squadra, mamma mia. Vabbè, i giocatori che mi piacciono, però la odio, madonna. Cioè, solo che Godin dice meglio l'Atletico del Milan è vergognoso, cioè. L'Atletico nella sua storia ha vinto niente. E rompono anche i coglioni, dai. Vai Bacca. Vai Bacca. Entra in area Bacca. Fa tutto Bacca. Non ci credo. Tela. No. È un porco Obliak. No, che furto. No, 10 tiri a 5, non ci credo. No, vabbè, schifo. Vabbè, dai, la merda proprio. Grazie, grazie gioco, grazie. Ho fatto il miracolo con Baccali. No, vergognoso al Mestaglia, rubata una partita indegna. Vai Bacca, spacchiamogli il culo, andiamo ai supplementari. E nessuno dei miei, ma dai, per cortesia. Il bar ha sbagliato tutto. Usciamo in maniera indegna e vergognosa, meritavamo stra noi. Ma il calcio è anche questo. Tira! Non ho parole. 11 tiri a 5 e passano loro. 10 tiri a 5. Ma non ho parole ragazzi, non ho parole.
Non ho parole, fuori dal Coppa di Spagna in semifinale, viva. Real Madrid Atletico, il derby. Guardiamo il campionato. Eccoci qua, siamo al quarto posto. 48 punti, però il Real ne ha una... No, l'Atletico ne ha una in meno. La prossima è decisiva con l'Atletico Madrid, ragazzi. Raga, un saluto dal comandone veneziano, voglio la rivincita in campionato con sti stronzi figli di merda. E niente, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!